di tutto. Adesso uno vi presento tutti. Allora, il Food Emilia Romagna che ha supportato quest'anno molto di più dell'anno scorso la manifestazione, insomma cerchiamo di allargarci e ingrandirci. Ecco Franco. Allora, stiamo completando la troupe, diciamo, in questo momento. Enrico, da chi partiamo? Da padrone di casa? Direi di sì. Il nostro sindaco Andrea Ignazzi. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti al MENI. Ci è capitato di dirlo qualche settimana fa. Le cose forse davvero nascono, è una banalità, però nascono dal cuore e nascono perché molto spesso il cuore ti porta a fare delle cose che solo la testa ti porterebbe a non fare, perché la testa magari ascolterebbe quello che in Italia è una regola, e cioè quando immagini un sogno, la regola scritta ovviamente con la testa è quella del non si può fare. In Italia tante cose non si possono fare. Allora l'idea invece di prendere i nostri contadini, le nostre mani dei nostri produttori, le mani dei falegnami, dei fornai, degli artigiani di questa nostra via Emilia e farle scorrere al mare, farle incontrare in un tendone che Massimo ha voluto giustamente chiamare 8,5, un tendone da circo, far incontrare le mani, i prodotti, la terra di questa nostra via Emilia insieme alle mani dei grandi giovani cuochi del mondo. Quello era un sogno che, se noi avessimo guardato solo alla testa e alle cosiddette regole, non si sarebbe avverato. Allora il cuore ci ha fatto costruire questo circo di fronte a questo sogno del Grand Hotel. Federico Fellini diceva che Rimini è una fila di asticelle, è una parola di asticelle messe in fila, è un pastrocchio tenero, confuso, pauroso, con questo grande sguardo aperto sull'infinito del mare. Allora su questo infinito del mare, dove parte la via Emilia, abbiamo fatto rotolare all'incontrario i prodotti dei contadini che vedete qui fino alla nostra ruota e i prodotti degli artigiani, e in mezzo c'è il cuore e le mani di giovani cuochi che sono venuti da tutto il mondo, come l'anno scorso. Era un sogno che magari è nato in un delirio, perché no, insieme a Massimo, che è qui, che voglio ringraziare, perché se non ci fosse stato Massimo Bottura non ci sarebbe stato neanche il circo. E poi c'è, appunto, dicevo prima, la fatica di quelli che hanno lavorato, che stanno dietro e non si vedono, ma che sono quelli che poi sono tutti i giorni dentro l'anima di questa esperienza. L'Italia molto spesso, io ho finito, non la faccio più lunga, è decantata come quel pezzo di terra nel mondo a bagno nel Mediterraneo, a forma di stivale straordinariamente pieno di bellezza, di paesaggio, di cultura, di arte. Pensate solo alla cultura del cibo. Ecco, molto spesso noi i nostri giacimenti di bellezza li avviliamo con contesti urbani degradati, li avviliamo anche non custodendoli, non proteggendo le radici di storie che hanno centinaia d'anni, storie anche di cucina, di odori domestici, e noi invece abbiamo voluto provare a custodire e proteggere questo nostro tesoro e cominciare da questo a offrirlo a noi stessi e al mondo, perché questa roba qua, queste mani, questi cuori producono anche economia. Forse davvero questo sogno delirante in questa via Emilia, in questa Italia che cerca anche una rinascita, poteva avverarsi a Rimini, che è quel posto così strampalato che quando però si mette in testa delle idee straordinarie molto spesso riesce a realizzarle. Quindi davvero grazie per essere qua, godetevelo questo pomeriggio, questa sera e domani mattina. Grazie di cuore. Grazie Andrea, parole sante, devo dire parole sante, tutte quelle che hai detto. E adesso